Oggi parlare di una pianta, sempre riferito ai termini che appaiono dal dizionario di Giuseppe Boerio. Andiamo a vedere una pianta che sarebbe in italiano la ninfea, che in veneziano si dice in due modi. Uno è plurale, e la parola è taggeri, e ecco qua sotto proprio la descrizione che dice cosa che dice il Boerio, insomma dice SM o ninfea o guazzarottoli o cappellazzi, ninfea o nenunfar, sorta d'erba palustre di foglie larghe e quasi ritonde, fatte in guisa di tagliere, che nuotano sopra l'acqua. Se ne conoscono di due specie, una che dà i fiori bianchi, detta quindi da botanici ninfea alba, la seconda che fa i fiori gialli è nominata ninfea lutea. Dunque questo è il termine taggeri, che appunto resta il plurale. Infatti se andiamo a vedere anche su garypin.com, che è il dizionario online, dice ninfea alba, e poi addirittura fa vedere anche la someia, dunque fa vedere il disegno di questa pianta. Però mette anche altro termine che ho detto che guazzarottolo, che adesso andiamo a vedere. Ecco, guazzarottolo dice erba v taggeri, sarebbe di andare a vedere appunto il termine taggeri, dunque aveva lo stesso significato. E comunque la traduzione in inglese nymph, in francese nymph con la E, dunque ho visto appunto sta pianta qua, mi pareva interessante appunto vedere come che si diceva ninfea in veneziano. Dunque se vedremo al prossimo video con queste parole che vado a ciappare dal dizionario di Boerio. Se vediamo al prossimo video, se volete mettere mi piace e iscrivervi, se avete piacere potete farlo. Se vediamo.